È ufficiale, l'adunata triveneta degli alpini, per 2 volte rinviata a causa della pandemia, si terrà ad Asiago dall'8 al 10 di luglio. Una notizia che le penne nere del Triveneto, e non solo, aspettavano da tanto tempo. Un punto di svolta dopo tutti questi mesi di emergenza, difficoltà e lutti che hanno visto proprio gli alpini in prima linea per portare aiuto e sollievo a chi era in difficoltà. Le aspettative sono importanti proprio perché quella di Asiago sarà l'adunata della rinascita delle penne nere del nord-est dopo l'ultimo appuntamento di Tolmezzo nel 2019. Ci aspettiamo numerosi alpini e anche sicuramente ci saranno, possiamo dire, tante persone che verranno a vedere questa cosa, perché penso che sarà una cerimonia di questo Triveneto, raduno del terzo raggruppamento, molto importante sia per gli alpini e anche non alpini. Il programma, in via di definizione da parte dei vertici della sezione Monte Ortigara, prevede l'avvio delle celebrazioni già ad aprile e maggio. Venerdì 8 luglio si terrà invece l'inaugurazione della nuova ala del Museo della Grande Guerra di Canove di Roana, seguita da un tributo al Sacrario dell'Aiten con la messa officiata dal cardinale Pietro Parolin. Il giorno successivo sarà dedicato al pellegrinaggio alla colonna mozza dell'Ortigara, calvario degli alpini nel Carnaio della Grande Guerra e luogo deputato per la prima adunata del 1920. Infine, domenica, spazio allo sfilamento con decine di migliaia di alpini che saranno accolti, come sempre, dal calore della gente dall'altopiano. Ci sarà l'adunata nazionale di Rimini, prima sarà l'occasione un po' per radunarsi, per fare un po' quadrato attorno a questa iniziativa difficilmente ripetibile in tempi brevi poi ad Asiago. Sì, esattamente, speriamo che questa adunata a Rimini si ricomincia a ripartire con tutte le nostre varie cerimonie e aspettiamo tutti i nostri alpini che vadano a Rimini per questa occasione così importante dopo 2 anni di pandemia. Un appuntamento di grande importanza che il gruppo Media Nord-Est porterà nelle vostre case con 3 giorni di dirette e approfondimenti, per ricominciare proprio da lì dove ci eravamo fermati, con quel fiume di penne nere che attraversa la storia, le città e il cuore dei Veneti.